E come tradizione, ogni 6 giugno, anche quest'anno, i friulani appongono un omaggio floreale sul monumento dedicato a Beato Bertrando. È il 4 luglio 1334 quando un ecclesiastico di origine francese, Bertrando di San Genesio, viene nominato quale patriarca di Aquileia. Bertrando giunge in Friuli con già un piano ben definito su quali devono essere le riforme da apportare in Friuli, riforme di livello amministrativo, di livello legislativo, di livello ecclesiastico e anche di livello militare. Si distingue subito per la sua grande capacità quale diplomatico, stringe molti rapporti con i diretti confinanti quali i veneziani, la Repubblica di Venezia e il Duca d'Austria. Questi garantiscono a Friuli un periodo longevo e florido per quanto riguarda i commerci. Bertrando apporta anche delle modifiche per quanto riguarda il conio delle monete. Lui modifica il conio delle monete del patriarcato e questa modifica rimarrà per il resto dei secoli, per tutta la storia del patriarcato. Bertrando viene anche ricordato per aver fondato a Cividale l'università nel 1348. Inoltre viene ricordato per aver portato la capitale da Cividale a Udine, consacrandone anche il Duomo. Bertrando è anche ricordato per essere stato un grande stratega militare. Note furono le sue fortificazioni dell'area alpina per difendere i commerci che dal patriarcato appunto si sviluppavano verso nord. Una delle sue rocche più famose è stata la Rocca Bertranda, eretta al tempo tra Moggio Udinese e Pontebba. Da ricordare inoltre la fortificazione di Venzone, opera molto importante sempre sulla linea della difesa dell'area alpina. Ricordiamo anche la fortificazione della città di Sacile, molto importante. Uno dei suoi primi interventi militari, una volta nominato patriarca, è stato quello di riconquistare la rocca di Cavolano sul fiume Livenza, così facendo riuscì a riconquistare molti terreni perduti precedentemente, ma anche a soggiogare l'intero Cadore sotto l'influenza del patriarcato. Bertrando e il patriarcato avevano molti nemici, non solo all'esterno dei confini, ma anche all'interno, e mi riferisco ai conti di Gorizia e ai conti di Spilimbergo in particolar modo. Essi mal sopportavano la difesa sui diritti della Chiesa aquileiese e inoltre temevano di perdere la loro indipendenza quali feudatari locali, in buona sostanza, e a più riprese attaccarono città del patriarcato. Ricordiamo l'attacco a Venzone, ricordiamo l'attacco anche alle città di San Daniele, di Fagagna e di Buia. Bertrando, per ribadire quella che era la sua concezione, assediò Gorizia in risposta a questi attacchi e memorabile fu la messa celebrata il giorno di Natale del 1340, dove Bertrando, vestito della corazza militare, celebrò la messa appunto fuori le mura di Gorizia. Si giunse a un punto, il 1350, in cui molti duchi, nobili, conti friulani ordirono contro Bertrando di San Genesio. I nobili friulani ribelli si resero presto conto che un attacco militare non avrebbe portato a un nulla di fatto, scontrandosi con l'intero patriarcato, e quindi congiurarono direttamente contro la mente, contro l'uomo, contro il patriarca Bertrando. Il 6 giugno 1350, un Bertrando ormai diciamo ultra novantenne, che per l'epoca era un'eccezione naturalmente, rientrando da Sacile verso la capitale, proprio qui nei pressi del Guado sul Tagliamento a San Giorgio della Richinvelda fu assassinato, cadde in un agguato per mano del conte Enrico di Spilimbergo. Noi ci troviamo proprio nel luogo in cui Bertrando fu pugnalato, dopodiché da un suo assistente fu accompagnato all'interno della chiesetta di San Nicolò, qui a pochi metri, dove spirò appunto gli ultimi sospiri. In questo luogo esatto, nel 1450, cioè 100 anni dopo la sua morte, fu eretto un monumento a ricordo di Bertrando di San Genesio, monumento poi rifatto nel 1895. Il 6 giugno quindi per il Friuli è una data importantissima, è una ricorrenza importantissima perché si ricorda un uomo, un ecclesiastico che ha saputo incidere il suo nome e le sue gesta nella pietra della patria del Friuli. Bertrando fu beatificato nel 1760 da Papa Clemente XIII e ogni 6 giugno, come anche quest'anno 2020, molte persone si radunano qui presso il monumento eretto a sua memoria per celebrarne le gesta e onorarne la memoria. Quindi anche quest'anno noi siamo lieti come Aquile Libere di presentarvi questa giornata memorabile in cui verrà celebrata una messa particolare e in cui ci saranno momenti anche di condivisione tra le persone su quelle che sono state le gesta e le grandi capacità di questo beato Bertrando di San Genesio.
E come sin da subito fatto dal popolo friulano, lo ricordiamo anche per essere stato uno dei più grandi principi del Friuli. E ora lasciamo spazio alla messa celebrata dal Monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo di Concordia Pordenone. In questa chiesa la celebrazione ricordando il Beato Bertrando e soprattutto celebrando la festa della Santissima Trinità, mistero d'amore che illumina con la fede, la speranza e la carità la storia dell'umanità, sempre bisognosa di Dio e della giustizia. E questo ci permette di ricordare questo uomo santo, questo grande patriarca pugliese, il benvenuto al nostro vescovo Giuseppe, a Domenico di Vallasone e poi anche alle autorità, al sindaco presente, a tutti voi fedeli battezzati di queste parrocchie. Il Signore ci conceda di onorare con la testimonianza personale e anche comunitaria il Beato Bertrando di Aquileia. E per vivere con intensità e con fede questa festa particolare che ci fa proprio concentrare su chi è veramente il Dio di Gesù Cristo, il nostro Dio dei cristiani. Credo che sia importante ogni tanto soffermarci, ma non astrattamente, ma nella vita concreta, nel concreto e nel vissuto di ogni giorno. Ecco, siamo qui come già siamo stati introdotti dal vicario Franio, saluto anch'io i sacerdoti del vostro parroco qui presente, i confratelli, il signor sindaco e tutti voi, ecco, proprio perché la storia sia sempre per noi non solo fatti del passato, ma ci aiuti poi anche a dare un significato e
giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le 2 tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nelle nuvole, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio. A te la lode e la gloria dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri. Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia.
anche della nostra storia, ma anche della storia passata, nei momenti difficili e di difficoltà ci sono sempre stati, a volte provocati come quelli che stiamo vivendo noi, anche per questo virus invisibile, altre volte provocati anche dalla cattiveria o dalla contrapposizione di fazioni e di persone. Vediamo cosa è successo al beato patriarca Bertrando, che pure una persona, come dice la storia, molto avanti negli anni, ma anche asceta e santo, ecco, ha dovuto anche lui probabilmente combattere e contrapporsi a situazioni sempre non facili da gestire, tanto che qui nelle nostre terre ha trovato anche la morte e quindi è stato proclamato poi beato proprio perché ha donato per il Vangelo la sua vita. Dicevo che nelle varie situazioni, soprattutto quelle più complicate, spesso ci si chiede: ma chi è il nostro Dio? Chi è Dio? Ma non solamente dal punto di vista conoscitivo, per conoscere qualcosa di Dio, quanto anche se Dio veramente è vivo, è presente ed è capace di dare un senso, un significato alla vita che noi viviamo, alle vicende della storia. E la festa di oggi proprio non va tanto a sottolineare qualche avvenimento particolare della vita di Gesù o di Maria o dei santi, ma si sofferma proprio ad aiutarci a considerare veramente chi è il Dio dei cristiani. Ed è bello perché la parola di Dio di quest'oggi proprio ci aiuta a comprendere, a dare un significato anche a questo Dio Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E già nel libro dell'Esodo, agli inizi, Mosè stesso, vi ricordate, quando Dio l'ha mandato a parlare con il faraone, ma che cosa dico? Chi mi ha mandato? Ecco, era il tentativo di capire chi è questo Dio che l'ha mandato. E Dio stesso, dopo, nel presentarsi, il Signore passò davanti a lui proclamando: queste sono le prime parole, delle prime parole di Dio. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Possiamo dire che è una delle primissime autopresentazioni di Dio. Non un Dio lontano, non un Dio fuori dalla storia, fuori dalla vita concreta delle persone. Un Dio misericordioso e pietoso, ricco di amore e di fedeltà. Allora cominciamo già a tratteggiare alcuni aspetti di questa presenza e di questo volto di Dio. E poi l'abbiamo sentito anche nel Vangelo, Gesù che a Nicodemo dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco qui, carissimi, abbiamo tratteggiato in sintesi veramente il volto, possiamo dire così, il volto del nostro Dio. Un Dio misericordioso che ci vuole bene, un Dio che in Gesù Cristo ha tanto amato il mondo. Un Dio che vuole il nostro bene. Questo allora è il Dio trinitario, perché è stato poi nella sintesi che ha fatto Giovanni quando nella sua prima lettera, cercando anche lui di dare non tanto una definizione di Dio, ma di dirci chi è il nostro Dio, lo fa con un'espressione eccezionale, meravigliosa: Dio è amore. Questo è il Dio di Gesù Cristo, un Dio che ci ama, che ci vuole bene, che cammina con noi, che è presente nelle situazioni particolari della vita di ciascuno, soprattutto in quelle più complicate, ma per
parlare di amore, e questo è l'altro aspetto particolare della festa della Trinità. Un Dio che non si può racchiudere e definire solamente così, in una persona solamente, perché è un Dio sì, assoluto, un Dio unico. Ci ricordiamo che l'Antico Testamento ha dovuto veramente contrapporsi alle tante immagini di Dio che c'erano, ai tanti dei che c'erano. Quindi un Dio unico, però un Dio che non si chiude in se stesso, ma un Dio che entra in relazione. Quindi un Dio comunione, un Dio relazione. Questa è la Trinità. È la relazione, l'amore che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che ci vengono donati e che ci danno la forza anche a noi di essere costruttori e tessitori di relazioni e di comunione con gli altri. E l'abbiamo sperimentato tutti in questi 2 o 3 mesi, no? Chiusi in casa, impossibilitati di stare con le persone care, spesso con gli amici, abbiamo sentito quanto ci è mancata la relazione, quanto ci è mancato l'incontro con gli altri. Ecco, il Dio dei cristiani, il nostro Dio, è un Dio di relazione, un Dio di incontro, un Dio che ci comunica, che non è fuori dal mondo, fuori dalla storia, ma che vive concretamente ed entra in relazione con ciascuno di noi. Credo questo sia anche il modo più bello per vivere questa festa, non solo astrattamente, teoricamente, ma anche concretamente, perché qui siamo proprio al centro dell'esperienza cristiana. Questa è la nostra fede, è una fede personale con Dio, però proprio perché Dio è comunione, Dio è relazione, è una fede che ci spinge e che ci porta a entrare in dialogo, in relazione con gli altri, nelle situazioni concrete della nostra vita. Anche se talvolta, come spesso accade, come è capitato anche nel nostro pastore patriarca di Aquileia, Bertrando, purtroppo le
della pandemia calamità e guerre. Apri il cuore degli uomini all'accoglienza, alla carità e alla collaborazione. Preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Santissima Trinità, origine della vita e della bellezza, sostieni le famiglie e le comunità, i ragazzi, i giovani e gli anziani nel tempo dell'estate che si apre davanti a noi. Preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Signore, fa che in noi scaturisca il coraggio che ha avuto il beato Bertrando, che abbracciò la morte a testimonianza della fede. Da noi una fede pura e coerente. Preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Cristo, che nel beato Bertrando ci hai dato l'immagine viva del tuo amore, fa che sperimentiamo in coloro che ci guidano la dolcezza della tua carità. Preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti defunti, in particolare Luciano Moro, e ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, ascoltaci. O Santissima Trinità, Padre che ci hai creati, Figlio che ci hai redenti, Spirito che ci doni luce e forza, rendici consapevoli della tua presenza misteriosa e forte che opera in ogni cristiano, rendendoci testimoni del tuo amore nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo.
Bertrando proprio a tenere viva una fede che si è sviluppata nelle nostre terre, aiutata anche dalle tante tradizioni che ci sono, siano esse culturali ma anche spirituali, religiose. Ecco, vogliamo veramente chiedere al Beato che interceda per noi e che ci aiuti a rafforzare, a consolidare questa nostra identità cristiana, ma non tanto per fare chissà che cosa, no? O per essere chissà che cosa, quanto invece proprio per consolidarci in questo stile di prossimità, di vicinanza e di amore verso tutti, in modo particolare anche in questi tempi, verso quelle persone, famiglie che soffrono a causa di questa pandemia. Pensiamo a quanti si stanno impoverendo sempre di più, economicamente, umanamente e anche spiritualmente. Ecco, preghiamo perché noi cristiani possiamo, partendo anche dalla storia, dalle esperienze vissute, possiamo essere forti, coraggiosi nell'annunciare e nel testimoniare che Dio è sempre con noi, che Dio non ci lascia soli. E grazie per la vostra presenza e continuiamo a vivere veramente in serenità, anche in speranza, perché sappiamo che il Signore non ci lascia soli. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei Suoi servi fedeli, che ci concedi di celebrare la festa del Beato Bertrando, vi dia la sua perenne benedizione. Amen. L'intercessione dei santi ci liberi dai mali presenti e intimamente istruiti dai loro esempi possiamo farci trovare sempre pronti al servizio di Dio e dei fratelli. Amen. Possiate godere con tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i santi. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificare il Signore per la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.